Maristella Casula, Carmina Conte. Vediamo di presentare questo nuovo passaggio di diverso. Beh sì, è un passaggio importante perché vede coordinamento 3 Donne di Sardegna e l'associazione La Casa Rosa insieme per parlare di violenza di genere, e lo facciamo come sempre con la presentazione di un libro, oggi di Clara Murtas, La Grotta della Vipera, che tratta in modo particolare questa tematica. Poi sarà lei ad esporre il libro, converserà con Maria Paola Masala e ci racconteranno nel dettaglio gli avvenimenti del periodo romano all'interno della Grotta della Vipera. Quindi per noi è molto importante questa giornata perché oltre all'alleanza con Coordinamento 3 trattiamo una tematica che rientra pieno in tutti quegli argomenti che stiamo trattando con il Festival Internazionale della Lettura Sociale. Il prossimo passaggio? Il prossimo passaggio, intendi dire il prossimo appuntamento? Beh, adesso ci occuperemo venerdì, presentando il libro di Igor Melis, Sagrai, ci occuperemo dell'industrializzazione avvenuta nel territorio di San Rocco presso la Saras, tematica emergente perché ci ricollega alle energie rinnovabili e a quello che sta accadendo in questo momento. Grazie Maristella, e a Carmina chiediamo invece come nasce la sua organizzazione. Coordinamento 3 è nato 7 anni fa grazie all'iniziativa di tante donne appartenenti a tutti gli orientamenti politici, ma proprio tutti, che hanno fissato in 5 punti gli obiettivi per la parità di genere in Sardegna, e su questi 5 punti, fra cui la lotta alla violenza di genere, marciano compatte al di là di ogni differenza politica di orientamento. Anzi, il messaggio che noi lanciamo è questo: le donne devono fare politica, devono entrare nei partiti, debbono impadronirsi della politica, perché fino a quando saranno ai margini non avranno potere e ognuna dovrà fare le proprie scelte in base ai propri orientamenti, ed è una sensazione straordinaria. Noi nelle ultime elezioni regionali avevamo amiche socie candidate in tutte le coalizioni. È un punto d'orgoglio straordinario. Siamo impegnate particolarmente contro la violenza di genere, ma abbiamo anche la consapevolezza che la violenza di genere la si combatte, la si può sconfiggere se le donne acquisiscono un ruolo diverso nella società, se escono dalla condizione di discriminazione nella quale tuttora vivono. Basti pensare che le donne che lavorano sono solo il 49% in Italia, in Europa sono il 69%. E in Consiglio regionale? In Consiglio regionale c'è stato un passo indietro, questo è il problema, un passo indietro perché siamo passati da 11 donne elette con il meccanismo della doppia preferenza di genere a 9 consigliere elette con il meccanismo della doppia preferenza di genere più una che è la Presidente Alessandra Todde, ma che è stata eletta in quanto ha vinto la coalizione che lei capeggiava. Abbiamo un altro primato che è bene sottolineare: la Sardegna è al primo posto in Italia per percentuale di donne in giunta regionale. È un record mai raggiunto prima, è una cosa che ci riempie d'orgoglio, però poi andiamo a guardare e verifichiamo che per esempio nella Commissione Autonomia del Consiglio regionale, che ha un ruolo fondamentale, non c'è neanche una donna, che ce n'è soltanto una nella Commissione Lavori Pubblici, mentre invece c'è una certa concentrazione nella Commissione Lavoro. Noi abbiamo fatto una proposta già un anno fa, che abbiamo riportato al Presidente del Consiglio regionale della Sardegna, Piero Comandini, che ci ha ricevuto subito, le abbiamo chiesto, in 3 giorni ci ha ricevuto e si è impegnato a proporre la discussione sulla riforma della legge elettorale regionale statutaria che noi abbiamo chiesto. Noi abbiamo chiesto di introdurre 2 norme che modificano la legge e che sono aggiuntive alla norma sulla doppia preferenza di genere. Queste 2 norme sono state elaborate da 2 eminenti studiosi, Andrea De Fenu dell'Università di Cagliari e Carla Bassu dell'Università di Sassari, che ringraziamo perché hanno lavorato gratis. Queste 2 norme che cosa prevedono? Prevedono che oltre al meccanismo della doppia preferenza di genere venga inserito la norma
per cui nelle liste i candidati debbono essere alternati, una donna, un uomo, una donna, un uomo, una donna, un uomo. L'altro principio che vorremmo introdurre è che i capilista siano al 50% uomini e al 50% donne, che i collegi anch'essi siano al 50% uomini e al 50% donne. Ovviamente i singoli partiti dovranno provvedere. Noi ci auguriamo, così come ci ha detto il Presidente Comandini, che queste modifiche vengano portate in discussione al più presto, perché come lui ha detto o lo si fa subito oppure non c'è più tempo. Noi non possiamo aspettare 200 anni per raggiungere una quota di donne dignitosa in Consiglio regionale, ma io mi dico anche perché è necessario che le donne vengano messe in condizioni di parità con gli uomini, perché fino a quando saranno in una condizione subordinata economica, sociale e istituzionale, la violenza di genere imperverserà, è un ammazzamento continuo, è qualcosa di terribile. Fino a quando non riusciremo a scardinare questa condizione, la violenza sarà sempre dietro, ma a questa va accompagnata una grande opera di trasformazione culturale. Noi siamo molto contenti che alla presentazione del libro La Grotta della Vipera di Clara Murtas ci sia l'assessora regionale della pubblica istruzione Ilaria Portas. È un fatto straordinario, perché è un impegno, perché il contrasto e i programmi contro la violenza di genere debbono informare tutta la nostra società, i programmi di studio, ma fin dagli asili nido, cioè debbono cambiare i codici comportamentali, e questo lo si può fare se si cambia l'ottica della formazione e dell'insegnamento. Sono contenta di fare questa intervista qui con dietro la nostra Grazia Deledda, e mi viene in mente anche forse quanto poco sia conosciuta ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, e mi viene anche in mente che in questi 5 anni forse dobbiamo fare qualcosa in più anche con le scuole per farla conoscere, anche dei progetti che riportino i libri di Grazia Deledda a essere conosciuti. Noi in questi primi 8 mesi abbiamo cercato di dare stimolo alla lettura e ai libri, anche rifinanziando una misura nazionale che era stata eliminata, cioè il famoso decreto Franceschini, e quindi le biblioteche e gli enti locali non potevano più acquistare nuovi libri per le biblioteche, e noi abbiamo fatto in modo che invece questi soldi ritornassero e potessero essere investiti, non solo dando i libri alle biblioteche, ma dando anche la possibilità di rivitalizzare la filiera delle librerie indipendenti della Sardegna, quindi potendoli acquistare nel territorio, e anche con una percentuale di libri da acquistare per l'editoria sarda. Da qualche settimana stiamo seguendo il mondo culturale sardo con i libri, le presentazioni, gli avvenimenti, un fiume in piena che non ha limiti. Sì, assolutamente, di questo ne siamo molto, molto contenti, perché per esempio i festival letterari che sono in ogni angolo di Sardegna sono praticamente una ricchezza, perché arrivano davvero in tutti i paesi della Sardegna, sono sempre di più. Noi ci dobbiamo mettere sempre più risorse, ma siamo contenti di questo, e siamo anche contenti che il mondo del libro sia così attraente anche per i giovani e per le scuole, perché tanti eventi vengono fatti in questo periodo. Quindi del budget importante che è stato poi accolto positivamente dal Consiglio regionale, una parte va anche al mondo della cultura. Assolutamente sì, stiamo cercando di investire a 360 gradi. Oggi noi siamo una presentazione di libri, quindi il settore dell'editoria e dei libri, però cultura vuol dire anche cinema, vuol dire anche spettacolo. Noi cerchiamo di investire nella cultura anche come settore economico, perché e anche sulle nuove professionalità, perché se pensiamo veramente a rivitalizzare quello che è il settore, occorre che anche le professionalità siano in Sardegna. Stiamo pensando quindi a cicli di formazione anche per le nuove formazioni nel cinema, le nuove professionalità, in maniera che quando le troupe arrivano qui, quando i registi, le produzioni arrivano qui, trovino già chi ci lavora e non portino insomma dal continente. Quindi Film Commission rimane in vita? No, Film Commission verrà rafforzata. Adesso abbiamo nominato un nuovo CDA che sta lavorando attivamente, e io credo che bisogna investire però un po' più di risorse, perché la Sardegna, al pari della Puglia o altre regioni che hanno investito tanto, ci dimostrano quanto sia necessario mettere delle risorse e far diventare il cinema proprio un'attività economica importante, perché siamo una vetrina così bella che occorre che tutto il mondo lo veda. Clara, come è nata l'idea di parlare finalmente di questo
momento della città a livello di visita turistica molto apprezzato, ma tenuto molto male da parte della regione. Quello che mi ha incuriosito è stato la vicenda di Pontilla, di Attilia Pontilla, questo marito che dedica la tomba monumentale alla moglie perché la moglie ha dato la vita per lui. Potrebbe essere anche una leggenda, però le parole restano scolpite nella pietra di questo monumento e i cagliaritani ci passano davanti, ma appunto come dici te, la conoscono sino a un certo punto, non conoscono la vicenda, non conoscono il momento storico che è il I secolo d.C. Lui segue il padre che è stato mandato in esilio da Napoleone per una questione legata ancora alla morte, perché lui appartiene alla famiglia di coloro che hanno partecipato all'uccisione di Giulio Cesare, insomma tutte beghe, tutte cose, storia che ci ha toccato e che viene assolutamente taciuta perché i romani ci hanno conquistato, ci hanno oppresso e vabbè. Però è interessante vedere che cosa c'era tra la Sardegna e i romani, perciò riscoprire questi monumenti che sono monumenti della cultura sarda alla fin fine e questa coppia sta lì e rimane lì anche dopo che Cassio Filippo, il figlio, rimane e il padre invece torna, viene richiamato da Vespasiano a Roma e loro rimangono qui perché stanno bene qui. E comunque questa è una parte. Il clou, il plot, diciamo, è che di fronte alla tomba di Attilia Pontilla viene uccisa una donna, avviene un femminicidio e questa donna si scarna e incontra Attilia Pontilla, che è un paradosso perché lei è stata colei che ha dato la vita al marito e lui invece il marito gliel'ha tolta con la violenza e lì c'è una discussione che tende a dare una mia visione di quello che è il femminicidio. Il telespettatore a questo punto, e siamo alle conclusioni, si chiede: Clara come è arrivata a questa storia poco conosciuta? Che tipo di ricerca ha fatto? Quanto tempo è durato? Ma è iniziato nel 2013 quando Rita Zeri mi incaricò di occuparmene, mi disse dai dobbiamo fare una cosa per il comune sul sito della Verto della Vi, però occupatene te. E io raccolsi tutte le epigrafi, feci un lavoro di atmosfera, diciamo, proprio nel sito, con musica e tutte le epigrafi in latino e anche in italiano. E da allora rimasi colpita da questa storia e pensai questa cosa paradossale di una donna che subisce lì un femminicidio, proprio lì dove invece la tomba dell'amore coniugale, insomma, ecco. E allora lì è partita la storia e ho continuato, ed è tra l'altro anche stata, in principio era una pièce teatrale che appunto Rita sta portando in giro, perché è nata prima la pièce e poi ho sviluppato in una fiction. Possiamo dire che a Verona c'è la casa di Giulietta e Romeo, certo. E qui invece abbiamo il femminicidio e c'è la tragedia. C'è la tragedia, ma appunto una speranza che si possa anche avere un amore, non che l'idea del sacrificio ci è lontana ormai e non per fortuna, ma senza sacrificare la propria vita le donne e gli uomini si devono incontrare, si devono amare, devono cercare motivi di incontro e non di scontro. Purtroppo è difficile, è molto difficile e qui mi fermo perché leggete il libro per vedere quello che penso.